Buongiorno a tutti voi, ben trovati alla nuova edizione del telegiornale di Telefriuli. Fari accesi sulla situazione dell'accoglienza migranti in regione dove le strutture sono in forte sofferenza. Oggi va all'attacco del Viminale l'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti. La regione dice non può fare di più. Esiste un problema e sta scoppiando di recente, nelle ultime settimane, nel senso che noi avevamo ottenuto dal governo già dall'inizio della pandemia un sostanziale svuotamento della regione Friuli Venezia Giulia di tutti i nuovi arrivi, quindi chi arrivava faceva il periodo di quarantena e veniva trasferito in altri centri in giro per l'Italia. Il motivo, sempre secondo l'assessore Roberti, è da ricercare negli arrivi a Lampedusa che stanno impedendo i trasferimenti dal Friuli Venezia Giulia verso altre regioni. Ieri il prefetto di Trieste, Annunziato Vardà, ha confermato che 30 sono in fase di spostamento, ma secondo l'assessore regionale le responsabilità sono da ricercare a Roma. Un allarme che stavamo sollevando da tempo, purtroppo ignorati dal Ministero dell'Interno, e oggi purtroppo ci troviamo davanti a questa situazione e dobbiamo far presente ancora una volta che noi non possiamo fare di più. Non è tecnicamente fare di più perché nel frattempo ricordo che l'emergenza ucraina ancora non è finita, quindi questa regione altro non può fare e non vuole fare, quindi deve esserci una presa di posizione ferma e netta da parte dell'attuale governo in carica e mi auguro del prossimo. Ha perso il controllo dello scooter che stava guidando ed è caduto violentemente. Sono stati purtroppo inutili i soccorsi per Giancarlo Pire, di 63 anni, che è morto proprio davanti all'ospedale di San Vito al Tagliamento. È caduto a pochi metri dal pronto soccorso con l'aiuto prestato dai sanitari, quindi immediato, ma purtroppo vano. Giancarlo Piria, 63 anni, di San Vito al Tagliamento, è spirato a pochi passi dall'ospedale dopo una caduta con lo scooter che non gli ha lasciato scampo. L'uomo era in sella al suo motorino quando, per cause ancora da accertare da parte delle forze dell'ordine, ne ha perso il controllo, ha impattato contro uno spartitraffico ed è caduto a terra violentemente, proprio davanti all'ingresso del pronto soccorso. Non si esclude che ci sia un malore all'origine della caduta. Comunque Piria ha subito perso conoscenza e l'immediato soccorso del personale sanitario non è servito. Prima che potesse essere trasferito d'urgenza a un ospedale più grande, è morto. Treni fermi nella notte lungo la tratta Monfalcone-Trieste a causa di un investimento mortale che è avvenuto sui binari all'ingresso della stazione della città dei cantieri. A perdere la vita per cause che sono in corso di accertamento una persona travolta dal treno regionale 3861 Venezia-Trieste alle 22:30 circa. I 70 passeggeri che si trovavano a bordo del convoglio interessato dall'incidente hanno proseguito il viaggio in taxi, sospeso per alcune ore il traffico ferroviario che poi è ripreso nella notte. Dopo 18 giorni, questa mattina alle 8 è stata riaperta la viabilità sulla statale 55 del Vallone. La circolazione ora è consentita lungo tutto il percorso dell'arteria, tuttavia sono presenti ancora dei piccoli cantieri con operai all'opera. Riaperte inoltre anche il raccordo tra la statale 14 e la statale 55 per Sablici e le strade regionali 518 e 519 per Devetacchi e Iamiano. Su queste due arterie si sta ancora lavorando per la sostituzione della segnaletica danneggiata dalle fiamme, rimangono invece chiuse al traffico con transito consentito solo ai residenti e frontisti le strade di Rubia che da Gabria conduce al San Michele e la provinciale 9 per San Martino del Carso. Ed è stato spento nella serata di ieri grazie soprattutto al decisivo intervento dell'elicottero della Protezione Civile regionale, un nuovo incendio che era divampato nel pomeriggio a Polcenigo. Secondo i primi accertamenti l'incendio avrebbe avuto due inneschi, un elemento questo che non fa escludere una causa dolosa. Via libera del Consiglio Comunale di Udine alla ristrutturazione dell'ex birrificio Dormish. Il progetto sostenuto dalla Danieli porterà alla creazione di un centro polifunzionale didattico. È entrato nel vivo l'iter per la sistemazione dell'area ex Dormish e quindi avviato anche nell'ambito del Consiglio Comunale. Sì, il Consiglio Comunale ieri sera all'unanimità ha votato a favore di questa adozione della variante per sistemare l'ex area Dormish. Adesso con questa variante l'impresa che ha acquistato questo sedime e che ha già presentato un progetto di massima per la sua ristrutturazione potrà iniziare l'iter che riguarderà in pratica l'abbattimento degli immobili che sono
obsoleti, per non dire fortemente rovinati, e quindi poi partire con la costruzione di quella che sarà la sede del nuovo MIZ, l'Istituto Tecnico Superiore Malignani, che verrà realizzato in questo luogo. Oltre a questa scuola che ospiterà 600 ragazzi, ci saranno anche altre strutture proprio per dare vita a una zona che attualmente, ripeto, è degradata e che potrà animare tanti giovani che frequentano il centro studi. Un'opera molto importante, io ringrazio veramente la Danieli, in particolare l'ingegner Benedetti, che hanno avuto questa lungimiranza e hanno presentato questo bellissimo progetto che, ripeto, ieri è stato approvato come variante all'unanimità da tutto il Consiglio Comunale di Udine. E il Consiglio Comunale ha osservato anche un minuto di silenzio in ricordo del direttore di Messaggero Veneto e Piccolo Omar Monestier, che è morto lo scorso 1° agosto, a chiederlo il consigliere di opposizione Enrico Bertossi. E iniziamo con gli oggetti con votazione palese e avremo l'oggetto numero 1, che è la variazione al bilancio di previsione 2022-2024, obiettivo DUP 911.1. Diamo la parola al Presidente. Prego, consigliere Bertossi, sull'ordine dei lavori. Sì, prego. Forse è doveroso commemorare il direttore del Messaggero Veneto, Omar Monestier. Credo che un pensiero del Consiglio Comunale sia assolutamente dovuto. Sì, scusate, l'avevo anche pensato, mi sono anche dimenticato, è stata una mia mancanza da questo punto di vista, tenendo conto di quello che questa persona comunque ha rappresentato anche per diversi di noi consiglieri. Un momento in piedi, grazie. Quindi ringrazio comunque il consigliere Bertossi su questo. Il direttore del Messaggero ovviamente aveva l'attenzione anche su tutta quanta la realtà ovviamente provinciale e non solo di Udine, e quindi lo ricordiamo ovviamente in questo momento. Traffico da bollino nero in autostrada da domani per il secondo grande esodo estivo, in particolare per domani sulla rete di autovie venete sono attesi circa 190.000 transiti, per domenica 170.000. Secondo weekend di grande esodo da bollino nero sulla rete di autovie venete, con numeri che si avvicineranno a quelli del precedente fine settimana, dove sono stati registrati quasi 189.000 transiti, con un aumento dello 0,91% rispetto allo stesso periodo del 2021. A prevalere i flussi diretti verso le coste della Slovenia e della Croazia, con la barriera dell'Iselt che ha superato i 23.000 transiti. Numeri da record anche la domenica per effetto di un mix di vacanzieri e pendolari della spiaggia, dove sono stati registrati quasi 165.000 passeggeri, oltre ai 20.000 transiti all'Iselt. Spiccano i dati positivi di San Stino di Livenza, Portogruaro e Latisana. Alla luce di questi dati, per questo fine settimana sono attesi tra i 182.000 e i 190.000 transiti nella giornata di sabato e tra i 161.000 e i 168.000 nella giornata di domenica. Saranno circa 200 le forze impiegate da Autovie Venete nel corso del prossimo weekend, distribuite tra gestori di tratta, ausiliari della viabilità e operatori dei presidi di soccorso sanitario. Primo bilancio semestrale di Civibank dopo l'acquisizione da Sparcasse. Risultati da record, i migliori della storia per Sparcasse dopo l'OPA che ha portato all'acquisizione di Civibank, chiudendo i primi 6 mesi dell'anno con un utile netto di 43,7 milioni di euro. Il risultato della banca di Cividale è positivo per 10,3 milioni, ma per effetto di rettifiche e accantonamenti scende a meno 19 milioni. Questa mattina abbiamo con grande piacere approvato una ottima semestrale. Si tratta di un risultato che nei primi 6 mesi del 2022 fa registrare un utile che rappresenta il miglior risultato della storia di Sparcasse. Parliamo di un utile che a livello individuale della banca Sparcasse fa registrare 43 milioni di utile. Buone notizie anche per quanto riguarda il risultato di Civibank. Operativamente la banca di Cividale avrebbe chiuso un utile di circa 10 milioni di euro. La necessità però di fare degli accantonamenti che sono il risultato dell'adozione di policy
di gruppo Spalcasse, che sono maggiormente conservative rispetto a quelle che aveva fino a ieri adottato Citibank, portano a dover fare degli accantonamenti straordinari e il risultato di natura contabile si attesta con una perdita di 19 milioni di euro. Si è solo dovuto adottare una policy che prevede che a fronte di un certo credito deteriorato, che è quello di prima, quindi non ci sono nuovi elementi, si debba cautelativamente fare un livello diverso di accantonamenti, sono politiche di maggiore cautela. Oltre 5.000 persone hanno assistito ieri sera a Palmanova al concerto di Elisa, unica data in regione di un tour che la cantante di Monfalcone sta portando in giro per l'Italia. Per oltre 2 ore Elisa ha proposto i grandi successi della sua carriera, stretta dall'affetto e dal calore di un pubblico trascinato dalla voce dell'artista e dalle sonorità della sua band. Un concerto e un tour caratterizzati anche da un forte impegno ambientale, sostenuto anche dall'ONU, che Elisa non ha mancato di sottolineare nella sua tappa friulana. Ieri pomeriggio a Palmanova ha lanciato un appello ai piromani che in questi giorni hanno appiccato fuochi sul Carso e in Friuli. A registrarlo c'erano anche le nostre telecamere. Allora ascoltiamo Elisa. Quanto la protezione civile e tutti i volontari rischiano, mettono a rischio la loro vita. Allora mi permetto di fare un appello anche agli stessi piromani là fuori, per chi ha questi impulsi che non riesce a controllare, perché la piromania è una situazione proprio psicologica da curare. Quindi se sentite degli impulsi rispetto al fuoco, venite in protezione civile a spegnerlo. Beh, magari. Quindi o andate a spegnerlo o cercate un buon psicologo, un buon psicoterapeuta che possa aiutarvi a risolvere questo problema, perché potete causare dei danni enormi e in quel momento non riuscite a pensarlo, perché appunto avete un problema a controllare questi impulsi. Noi non siamo i padroni del mondo e non siamo fatti per governarlo, infatti non ne siamo evidentemente capaci, questo è chiaro a tutti. Siamo parte di un mondo e quindi ci sono anche all'interno di questo mondo, siamo tutti connessi, interconnessi, e ci sono degli ecosistemi che, se vengono distrutti, siccome appunto siamo tutti interconnessi e connessi, vanno a danneggiare dal più piccolo essere al più grande essere. Tra poco gli approfondimenti di A voi la linea, grazie per aver seguito il nostro telegiornale. Arrivederci.